Per esprimere il proprio dissenso a Veneto City hanno scelto un mezzo tradizionale, addirittura antico ma sicuramente efficace, il porta a porta tramite furgoncino, facendo volantinaggio e spiegando ad ogni persona che si incontra per strada quali potrebbero essere le problematiche legate ad una eventuale costruzione di quello che ormai definiscono mostro di cemento. Quasi 2 chilometri tra Mira e Dolo, tra negozi, aziende, snodo ferroviario, polo tecnologico-scientifico per sviluppare le potenzialità del Veneto e che cambierebbero per sempre il cuore della nostra regione. Noi non lasceremo nulla di intentato, il nostro primo obiettivo intanto è di informare la cittadinanza perché non sa che un progetto del genere comporterà uno stravolgimento socio-economico del territorio che va da Padova a Venezia, con la morte civile dei paesi. Lobby, grandi interessi economici e commerciali, un aumento esponenziale di centri della grande distribuzione che assieme a Veneto City potrebbero far morire i piccoli negozi di centri storici. La Confesercenti veneziana si batterà con ogni mezzo affinché anche i piccoli negozi riescano a sopravvivere. Veneto City no, perché un altro colpo basso sicuramente è alla piccola distribuzione, ai piccoli negozi e ai centri abitati. Questa sarà un'altra desertificazione dei centri storici e quindi noi diciamo no.